Eccoci qua di nuovo in diretta e diciamo che siamo quasi alle battute finali di Macfruit, il pomeriggio dell'ultimo giorno e iniziamo parlando di piante officinali, piante aromatiche e piante medicinali e ne parliamo con un esperto perché sono in compagnia di Stefano Bona che è docente di produzione specie medicinali e ornamentali dell'Università di Padova. Allora, professor Bona, è questo un campo molto, diciamo, importante sul piano delle potenzialità, ma anche di quello che esprimono queste piante officinali che hanno una coltivazione in campo e hanno una trasformazione e quindi anche molto importante nella cosmesi e nella medicina. Partiamo da quello che rappresenta questo campo in termini generali e in Italia, di superficie ad esempio, complessivamente. Di che cosa parliamo, professore? Allora, stiamo parlando di una superficie relativamente piccola, di superfici relativamente piccole, quindi diciamo dipende cosa consideriamo anche come piante officinali, perché in alcuni casi includiamo nelle officinali il peperoncino, che in realtà è un'orticola, ma diciamo quelle che consideriamo proprio come vere piante officinali si parla di qualcosa come 4.000 ettari. 4.000 ettari rispetto alla superficie italiana coltivata è poco più che nulla, però la cosa interessante è che queste specie, intanto sono tante specie, perché sono specie che vengono utilizzate appunto in erboristeria, e in erboristeria più o meno ci sono circa 200-300 piante, non prodotti, piante presenti in erboristeria. Di queste almeno un centinaio sono coltivate o coltivabili in In Italia. Italia. Quindi diciamo le prospettive possono esserci e possono essere molto interessanti. Soprattutto anche trovandosi per esempio in condizioni climatiche strane, non so, condizioni di aridità del terreno o condizioni in cui il terreno è molto umido, ci sono delle piante che ben si adattano, per cui tra queste 100 piante possiamo scegliere quelle che si adattano alle condizioni climatiche dei nostri terreni. In generale, quali sono le piante aromatiche e medicinali che vengono maggiormente coltivate in Italia? Facendo magari anche una distinzione tra nord e sud, anche perché è una questione geografica, ma anche di caratteristiche climatiche e pedoclimatiche. Allora, la specie più coltivata è una specie che viene coltivata praticamente soltanto in Calabria, che è il bergamotto. Il bergamotto viene coltivato appunto per ricavare l'olio essenziale di bergamotto. Questo è un agrume, ovviamente, il bergamotto. E viene utilizzato principalmente non tanto come pianta veramente officinale, ma come pianta per l'utilizzazione nell'industria della profumazione di alta qualità, profumi diciamo dei più noti che ricordiamo tutti. Quindi la base è il bergamotto in molti di questi L'odore di profumi. fresco di alcuni profumi, soprattutto quelli estivi, è questo bergamotto, perché dà queste note molto fresche ed è la specie più coltivata. Altre specie che sono molto coltivate è la menta. La menta si passa dall'altra parte dell'Italia, si passa al Piemonte. Il Piemonte è diciamo, il punto in cui, anzi a sud di Torino, nella zona dove c'è la città di Pancalieri, c'è la massima concentrazione di produttori di menta, c'è proprio una cooperativa grossissima di produttori di menta ed è interessante perché hanno sviluppato un loro ecotipo locale di menta, si adatta bene al territorio, hanno un giusto connubio fra esigenze diciamo di produzione della pianta e quindi le esigenze di tipo climatico. Loro hanno trovato questo ecotipo e lo coltivano solo là, quindi le prime due specie sono queste e poi ci sono tantissime altre. C'è un mondo, certo. Sì, e poi soprattutto sono abbastanza, come dire, localizzate, soprattutto perché ci sono delle condizioni particolari, sia esse climatiche, sia anche di una sorta di rendita di posizione. Per esempio, perché la menta è in Piemonte? Perché in Piemonte c'erano le industrie che facevano i liquori. E quindi quella è una base importante per il liquore. Sì, in realtà hanno prima sviluppato le altre piante, le piante da amaro, e poi, ma anche la menta, e da là un po' alla volta si è allargata.
e io sono convinto che anche lei avrà mangiato delle Assolutamente, ma mi tolga una curiosità perché la menta comunque ha un duplice, ha diversi utilizzi, la si usa in cucina, la si usa nei cocktail anche, quindi certo, è molto versatile da questo punto di nei vista, dentifrici. nei dentifrici, quindi nei den- insomma, e allora, anche menta, stiamo parlando non di una menta, ma di tantissime mente. Dipende da quello che vogliamo fare. dall'utilizzo. Abbiamo specie completamente diverse. E- Giusto per ricordare, la peppermint e la spearmint, quelle delle gomme da masticare, esatto, per intendersi, sono due mente completamente diverse, che hanno caratteristiche diverse. Hanno in comune il sentore di menta, ma una è un po' più pungente e l'altra è un po' più dolce. quindi insomma ci sono tante sfumature anche in questo caso. Quindi Esattamente. abbiamo citato le due principali, poi c'è lavanda, ci sono Sì. tante produzioni che hanno, ecco, c'è una filiera diciamo organizzata nelle piante officinali e medicinali officinali, esiste una filiera strutturata? Allora, il problema grosso è che ci sono un sacco di aziende tutte piccole e quindi la filiera è un po' complessa. È caratterizzata dalla frammentazione dell'offerta e in realtà chi compra, i buyer che devono comprare, questi vogliono invece grossi quantitativi ed è per questo che per esempio i grossi diciamo, buyer delle piante officinali in realtà spesso si rivolgono all'estero, dove sono in grado di garantire grosse quantità. Un'offerta con grandi volumi. Sì, quando. Ad esempio, quali nazioni sono, diciamo, leader da questo punto di vista? Allora, beh, dipende dalla pianta. Beh, per esempio noi importiamo molte delle nostre piante dal Nord Africa. Dal Nord Africa ci sono delle belle produzioni interessanti. Camomilla, per esempio. La Camom- camomilla, che tra l'altro crescerebbe molto bene anche qua da noi. Sì, eh, però sono quelle produzioni che in realtà, mi sono dimenticato di dire una cosa, perché è un po' problematica, perché come tutte le colture, se possiamo avere una meccanizzazione diventa interessante, se dobbiamo pensare invece a avere un grosso contributo a livello di Manualità. manualità, allora da noi il costo della manodopera è Ecco, elevato. quindi è quello, diciamo, il discrimine, Sì, insomma. e quindi Nord Africa sicuramente il costo della manodopera è molto più basso, quindi molte Quindi delle non è produzioni. una questione di, diciamo, capacità di produzione, ma alla No, fine quello che fa la differenza è avere a disposizione un personale che poi alla fine da noi ha un costo, mentre in altre zone ha un costo più basso. Mentre invece la parte che si può meccanizzare, su questa c'è diciamo, ci sono aziende strutturate per questo, in grado di fornire un volume necessario all'industria per la trasformazione. allora ci sono alcune grosse aziende, anche qua vicino a Bologna, che hanno superfici interessanti, meccanizzate, non meccanizzabili, che producono e quindi hanno tutta una filiera ben strutturata e quindi arrivano anche a produrre a prezzi diciamo competitivi con le produzioni straniere e quindi ha senso. Io la cosa che direi è che bisognerebbe però pensare anche a un prodotto di qualità. Allora noi italiani siamo bravi a dire noi facciamo meglio degli altri. Nelle piante officinali posso dire che è abbastanza vero, nel senso che c'è molta cura del prodotto, molta cura di come viene confezionato, soprattutto c'è molta cura nella fase di conservazione. Citerei un esempio. Io qualche anno fa facevo cooperazione, mi occupavo sempre di piante officinali e sono andato in Siria, a Damasco, e mi ricordo che sono andato a vedere i mercatini, i vari souk, interessantissimi dal punto di vista delle piante officinali. Nel souk di Damasco c'era a un certo momento dei bei sacconi di camomilla appena raccolta, bellissima, proprio bella, bella, bella. Ho detto, guarda, noi non riusciremo mai a produrla così. Sono ritornato dopo altri 6 mesi, quegli stessi sacconi avevano la camomilla conservata malissimo, gli stessi sacconi, la camomilla, uno dice non mi farei mai una camomilla Certo, con con quella. quella E in effetti noi siamo bravi a conservare,
Cioè le piante officinali sappiamo come trattarle dal momento della della raccolta raccolta in molto avanti. bene, Invece sì. in certi paesi magari non hanno, diciamo, questa cultura della conservazione. Perché in Italia sono un po' più attenti a queste Sì, sì. cose, sono. E, Entriamo nel campo medicinale. oh, Quali sono diciamo, le piante più utilizzate in campo medicinale? Ce n'è qualcuno in particolare che adesso si sta, diciamo, avviando la coltivazione? Perché anche qui penso che ci sia un certo fermento, no? Dettato anche un po' dalle mode o dalle mhm, esigenze, nuove esigenze dell'industria farmaceutica o certo. cosmetica. Allora, ci sono delle piante tipicamente medicinali. Eh, Cito ad esempio il tasso dal Taxus tasso. baccata, Esattamente, si ricava il tassolo, che è una molecola che dopo varie trasformazioni viene utilizzata come una molecola dalla vacca anticancro. rossa? No, dalla foglia. Dalla foglia. Dalla foglia. E, come anticancro, quindi è una cosa ben seria, no? Ben Certo, studiata. E allora, diciamo, su quelle piante ci sono degli studi, sono ben fatte. E ci sono poi delle piante che sono a metà strada fra le officinali e le medicinali. Giusto per essere pratici, che differenza c'è fra officinali e medicinali? Le medicinali sono quelle che possono essere vendute soltanto con ricetta medica, le officinali quelle che le troviamo anche nel supermercato, nelle erboristerie, certo. e veramente nei supermercati, anche sotto casa, nel Sì, negozietto. Allora, però ci sono delle piante che sono proprio sul bordo, che a una certa concentrazione diventano medicinali, a una concentrazione più bassa sono di libera vendita. L'esempio è l'iperico. L'iperico è una pianta che normalmente a basse concentrazioni può essere venduta in erboristeria, ad alte concentrazioni è medicinale, è un antidepressivo e quindi insomma, sono molecole che possono, come dire, essere da un punto di vista anche di utilizzazione pratica molto importanti, e la discriminante è soltanto la concentrazione del prodotto finito. questo è interessante. Vero? Come non sapevo, ad esempio, queste diciamo, potenzialità del tasso, ad esempio, non Eh sì. conoscevo Beh, questa, ma sa anche l'aspirina, l'acido acetilsalicilico. acetilsalicilico dal salice. È vero, sì, sì, è vero. No, Tant'è che nell'antichità lo si utilizzava a scopi assolutamente, certo. medicamentosi, Sì, quindi sì, sì. è vero, c'è questo dettaglio. No, poi c'è tutto l'ambito della etnofarmacia che è Certo. interessante. Quindi allora, se un agricoltore volesse intraprendere questa attività, quali consigli lei darebbe? Per ovviamente assicurare un reddito dignitoso, insomma, perché poi dopo occorre ovviamente Certo. l'investimento, però anche, eh, penso anche che queste piante abbiano la necessità di avere un terreno idoneo per questo tipo di coltivazione. Allora, per i terreni direi no, nel senso che, come dicevamo prima, almeno un centinaio di piante possono essere coltivate qua in Italia, anche di più volendo, ma diciamo 100 proprio per essere più restrittivi possibile. Di queste 100 piante ce n'è qualcuna che funziona in terreni aridi, qualcuna che funziona in terreni con elevata salinità, qualcuna. Per cui qualsiasi sia il terreno che uno possiede, in qualche maniera trova qualche pianta che si Che si adatta. adatta, certo. Dopo, vedere se è conveniente farla o meno è un altro paio di maniche, E nel poi dopo la senso. scelta dell'imprenditore che deve fare ovviamente il Certamente, proprio business plan e capire se assolutamente, ha poi un se ci fa ritorno, ha un ritorno. No, quindi il terreno non è tanto importanza. Consigli da dare. Io il primo consiglio che do quando qualcuno viene a chiedermi voglio cominciare a coltivare piante officinali, gli dico beh, allora impara bene ad operare la zappa, perché il problema grosso è veramente il controllo delle piante infestanti. No, sono piante che non hanno nessun principio attivo registrato, quasi tutte, e quindi diserbanti, niente, prodotti per il controllo di varie patologie fungine, eccetera, non ce ne sono, quindi uno deve pensare a sistemi preventivi,
quindi per togliere appunto il Certo, malerbe presenti. diserbo meccanico, Diserbo- ovvero zappa o comunque No, o qualcosa dico che... la zappa, Sì, ma in sì, realtà certo, bisogna pensare che c'è un sacco di manualità dietro la coltivazione di queste piante. Certo, la sarchiatura si può fare su queste piante, mica sempre con la zappa, certo, però l'idea è pensare che c'è sempre la necessità di avere una certa quota di manodopera. Poi dipende da pianta e pianta. Per esempio ci sono delle piante tipo echinacee, che sono piante a radice, cioè quindi la chiamiamo col nome, la loro droga è la radice, sì. e queste diciamo possono essere coltivate con la stessa diciamo filiera della coltivazione della patata. E quindi sì, Sì, diciamo che lo strumento utilizzato per la patata patata, può essere sì, anche utilizzato nell'echinacea, assolutamente sì. insomma, Quindi uno scava e e tira e su. la estrae, Non è proprio così semplice, ma quasi, ma insomma, quasi. ma quasi. E se pensiamo invece, non so, una bella pianta che è la calendula, che fa questi bei Bei fiori, fiori, sì, quella è solo raccolta manuale. non si scappa. No, ci sono anche delle macchine, però ha senso su superfici, non so, se uno ha 100 ettari di È calendula, veramente difficile dopo, sì. veramente. Professore, mi dica, ma noi siamo autosufficienti nella produzione di queste essenze oppure abbiamo diciamo, dei competitori, fra virgolette, esteri che abbiamo detto che l'Africa ne produce, però insomma Certo. noi importiamo, esportiamo, qual è il bilancio Allora, commerciale? noi importiamo tantissimo ed è, diciamo, dal punto di vista saldo della bilancia commerciale delle piante officinali, siamo in grossissimo deficit. D'altra parte importiamo, facciamo delle lavorazioni, facciamo magari degli estratti, perché queste piante è interessante perché noi dalla stessa pianta possiamo avere un ventaglio di differenti prodotti. Questi prodotti possono essere estratti idroalcolici, estratti glicolici, possono essere fatti estratti anche con tecnologie innovative tipo la CO2 supercritica e quindi effettivamente dalla stessa pianta io posso ottenere tanti prodotti, dopo bisogna organizzarli. Però è molto interessante questo perché un'azienda può specializzarsi in un determinato estratto, un determinato prodotto. Ritornando al discorso di partenza, noi importiamo le piante, facciamo questi estratti che dopo rivendiamo Le all'estero. rivendiamo, ho Quindi capito. siamo un'industria di trasformazione di queste Certo, certo. piante. Le faccio un'ultima domanda, professore, e nell'agricoltura biologica spesso si utilizzano principi che vengono estratti da piante. Sì, Mi viene in mente il piretro, sì. no, per combattere parassiti delle piante. C'è in questo caso una produzione anche di queste piante in Italia che sono destinate alla creazione di fitofarmaci biologici destinati all'agricoltura biologica? Allora, molte delle piante a oli essenziali, tanto per fare qualche nome, menta, anche salvia, rosmarino, cioè tutte le piante odorose, in realtà questi odori, per esempio, sono molto, diciamo, possono servire a contrastare, per esempio, lo sviluppo di alcune malattie delle piante e soprattutto tengono lontani alcuni insetti, per cui questi oli essenziali sono molto studiati appunto per il controllo degli entomofagi. Parassiti, Cioè. certo, ho capito. Ed è una cosa molto interessante proprio tutta questa produzione. C'è un piccolo problema qua in Italia per questo, che in realtà per questo tipo di utilizzazione il costo deve essere il più basso possibile. Certo. Mentre invece Ehm, per- hanno dei costi insostenuti queste sì, essenze? sì, diciamo, faccio l'esempio della menta. La menta noi facciamo oli essenziali in Italia, appunto Piemonte, ed è una menta olio essenziale di menta di ottima qualità. Lo possiamo importare da paesi, diciamo, dell'est a prezzi che sono un decimo. Allora, se devo controllare lo sviluppo di alcuni insetti, uso quello che costa Certo. un decimo. Se devo fare le caramelle alla menta, però uso
il prodotto quello di è qualità di qualità, nazionale, sì. ho capito. Posso fare liquori alla menta, si Certo. usa quello. Vabbè, poi non entriamo nel discorso degli infusi che qua insomma Sì. è molto ampio da nord a sud, diciamo. Certo. Bene, professore, è stato un piacere sapere queste cose perché è un settore questo secondo me che potrebbe essere ancora sviluppato nel nostro territorio. Noi la ringraziamo, ci fermiamo per qualche minuto diciamo, della nostra diretta e riprendiamo tra un po'. Qua a Macfur per questa diretta, noi siamo sempre ospiti di questo stand di Confederazione Italiana Agricoltori, parliamo anche oggi di ortofrutta e iniziamo subito parlando di un frutto autunnale, parliamo di castagne e di marroni. Per occuparci di questo è mio ospite Renzo Pansacchi, che è presidente del Consorzio Castanicoltori dell'Appennino Bolognese, ma anche portavoce di quelli che sono un po' i castanicoltori dell'Emilia Romagna, no? Allora Pansacchi, due parole innanzitutto su cosa rappresenta la castanicoltura in Italia in termini di volumi e poi per arrivare anche a quello che percentualmente l'Emilia Romagna contribuisce a livello nazionale. Diciamo, sono disponibili perché da almeno dopo 20 anni di abbandono dall'Istat, per esempio, che non ha più raccolto statistiche di produzione, da alcuni anni hanno ripreso e noi riusciamo a fornire dati diretti alla regione che poi vanno a finire nel paniere Istat. Ci sono dei dati abbastanza precisi per cui la produzione italiana oggi viaggia tra le 40 e le 50.000 tonnellate annue, poi a seconda degli anni, sai, la siccità, troppa pioggia, poca pioggia e così via. E il problema è che noi da grandi esportatori siamo diventati grandi importatori, quindi importiamo quasi altrettanto quello che produciamo, con un peso sulla bilancia commerciale che va dagli 80 ai 100 milioni di euro per acquisti da Spagna, Portogallo, se restiamo in Europa, e pure extra Europa importiamo molto dalla Turchia, dalla Grecia, la Grecia è un grande produttore di castagne, e poi da alcuni piccoli paesi che a forza di ignorarli ci stiamo accorgendo che invece hanno un ruolo, per cui l'Albania per esempio, dove ci sono grandi estensioni di castagneti anche abbastanza poco curati, ma comunque riescono a mandare in Italia 2-3 mila tonnellate l'anno. Quindi noi non siamo autosufficienti in Italia, no. E diciamo importiamo tanto prodotto ma ne esportiamo anche perché il nostro marrone viene riconosciuto come di grande qualità, quindi paradossalmente esatto. Esportiamo il nostro marrone e importiamo il prodotto con una qualità inferiore? Inferiore, sì, lo possiamo dire. Quando si parla di castanicoltura si ha in mente solamente il mondo della castagna in generale, ma all'interno di questo grande panierone di castagne noi dobbiamo pensare che la nostra regione è praticamente, insieme un po' alla Toscana, l'unica area italiana in cui si produce il marrone. Quindi di quelle 40-50 mila tonnellate annue di produzione, i marroni rappresentano probabilmente un 10%, 10-15%. Tra Emilia Romagna e Toscana. Appennino tosco-emiliano, diciamo, l'Appennino tosco-emiliano, che fa una bella differenza, perché se da un punto di vista quantitativo l'Emilia Romagna viene in classifica fra il sesto e il settimo posto, dipende dagli anni. Al primo posto c'è la Campania che da sola fa il 50% di tutto. Ma fa il marrone la Campania o fa la castagna? Fa la castagna. Fa la castagna. Hanno un piccolissimo, loro lo chiamano un marrone si chiama marrone di Serino, ma è un prodotto che non c'entra niente con il nostro marrone. È una castagna sostanzialmente, sì. Diciamo che quello che noi produciamo nella nostra regione come valore ci sposta dal sesto, settimo posto a quantità, andiamo al quarto posto a livello di fatturato, diciamo così, perché il marrone è un prodotto che vale, è un prodotto che ha un prezzo medio particolarmente remunerativo, è un prodotto di nicchia, vale dalle 2 a 2,5 volte il prezzo della castagna, quindi se una castagna mediamente in Italia si paga, parlo di ingrosso, 1 euro, 1,20 euro, 1,50 euro,
il marrone si paga 4,50, 5 e anche di più per le C'è prestature una più grande alte. C'è una grande differenza, quindi. E noi esportiamo quello che fra l'altro, oltre a essere bello da vedere, facile da pelare, ha delle caratteristiche organolettiche interessanti che ne fanno un prodotto di qualità che, come spesso accade con i prodotti italiani, che sono prodotti di nicchia, vanno all'estero volentieri nei mercati ricchi. Parlo di Svizzera, parlo di Austria, parlo di Germania, il nord della Francia e qualcosa anche Danimarca e Olanda. Il problema è che non ne abbiamo abbastanza, quindi noi non riusciamo a produrre tutto quello che il mercato ci chiede e quindi siamo costretti poi ad importare dei prodotti di minore qualità. Non voglio dire che non siano buoni, ci sono alcuni prodotti interessanti dalla Grecia, dalla Spagna, dal Portogallo. Quello che fa l'enorme differenza è l'approccio che c'è stato negli ultimi 15 anni da parte delle istituzioni dei vari paesi, ad esempio il Portogallo, che è un caso in Europa più unico che raro, ma è stato programmato un piano di sviluppo di 10.000 ettari in Che sono 10 anni, che tanti. sono un'enormità. Io sono andato a vederli questi impianti e sono avanti, stanno procedendo, alcuni sono già in produzione, quelli impiantati nei 7-8 anni fa quando è partito il progetto, e vanno avanti bene. E quando io vado là e gli chiedo ma dove le mettete tutte ste castagne? La risposta immancabilmente è finché l'Italia compra noi produciamo. Quindi E questo significa che l'Italia potrebbe avere delle grandi potenzialità, sì, anche se la conformazione geografica è un po' particolare per le caratteristiche del castagno, dove normalmente noi le abbiamo in situazioni, diciamo, appenniniche, è no? vero, E quindi questo già, dove la meccanizzazione è più è più complicata. complicata. Probabilmente il Portogallo, non ho visto questa realtà, ma forse lì ci sono situazioni un po' più morbide Sì, sì, come. anche se in Portogallo si producono castagne fino a 1000 metri, quindi siamo in montagna ci sono delle varietà tardive che arrivano a raccolta a metà novembre, Quindi molto quindi avanti. molto avanti perché sono quote molto elevate di montagna, ma sono tecniche di coltivazione un po' diverse. Costo del manodopera probabilmente inferiore rispetto al nostro. Noi facciamo adesso fatica a trovare in montagna la raccolta manuale è complicata, per cui lentamente ma ci stiamo arrivando anche a una raccolta meccanizzata attraverso gli aspiratori, non le macchine a spazzola come succede in Certo. Portogallo, come succede in Spagna. Quindi c'è del nuovo anche da noi. Quello che si fa fatica a sviluppare sono le superfici, perché ci sono anche delle complicazioni normative, soprattutto nella nostra regione, che non ci hanno mai aiutato, diciamola pure tranquillamente. Parliamo della nostra regione in termini di areali produttivi. Noi abbiamo anche, a proposito di qualità, abbiamo il marrone di Castel del Rio, abbiamo il marrone di Zocca, quindi abbiamo delle nicchie produttive che hanno anche un marchio comunitario, quindi insomma sono riconosciuti. Ecco, le riassumiamo questi, un po' li ho anticipati. Volentieri. Ad esempio nel mondo nostro della castanicoltura ci sono regioni come la Campania dove ci sono 6-7 IGP, nella nostra regione ce n'è una sola ed è quella di Castel del Rio che fra l'altro dal 1995 credo, se non ricordo male, quindi una bella realtà consolidata che ha fatto anche sempre un po' da traino per tutto il nostro comparto in questa regione. Poi il mondo va avanti, quindi adesso ad esempio, abbiamo già dato il via a un progetto recentissimo, l'abbiamo presentato ieri proprio qua a MacFruit. E che cosa consiste questo progetto? Allora diciamo che si chiama innanzitutto progetto? è nato questo nuovo marchio che si chiama Marrone dell'Appennino Emiliano. Faccio una precisazione: tutti i marroni che crescono nella nostra regione o nella Toscana sono tutti derivati dal marrone fiorentino, quindi il marrone di Zocca non è una varietà, il marrone biondo del bolognese non è una varietà, sono degli ecotipi per cui il DNA è uguale per tutti, però se lo mettiamo nei terreni dell'Appennino modenese assume certa colorazione, assume una certa. E anche caratteristiche organolettiche diverse, probabilmente. No, le caratteristiche sono molto simili. Sono molto simili? Diciamo che sbucciati e mangiati uno non si rende conto. Non si rende no. conto.
è di grande qualità sempre. Mentre ad esempio la parte della Romagna, dove sono terreni diversi, profondamente diversi da quelli dell'Emilia, il marrone assume una colorazione leggermente più scura sotto il profilo della qualità. Castel del Rio, piuttosto che la Vallata del Senio, Sarsina o la Romagna del Montefeltro, è un prodotto di altissima qualità sempre. Il nostro progetto ci consente di avere messo insieme in questo momento la produzione di Bologna, l'Appennino bolognese, modenese e quello di Reggio Emilia, il reggiano, le cui caratteristiche di queste tre aree, e dentro c'è il marrone di Zocca, c'è il marrone biondo, c'è il marrone di Marola, ogni campanile praticamente certo. ha un nome, l'Italia è fatta così, ci consente di andare sul mercato. E nello specifico in questo progetto abbiamo un rapporto di collaborazione avviato con Coop Alleanza 3.0, che è pronta ad assorbire Il prodotto. tutto quello che gli diamo. Quindi il progetto ha avuto un anno zero, che è stato l'anno scorso, lo abbiamo fatto in sordina, in silenzio, per tastare un pochino il polso, e da ieri siamo operativi. Ma questo prevede anche la messa a dimora di nuovi castagneti, questo progetto, o è solo un aspetto commerciale che raggruppa i produttori in modo da avere anche così una capacità di commercializzazione più importante? La seconda. Diciamo che a noi serviva una massa critica di prodotto sufficiente per garantire una fornitura continuativa che nessuno dei tre consorzi singolarmente preso era in grado di garantire a una catena importante come Coop. Per cui noi iniziavamo, poi dopo 10 giorni festa finita. In questo modo, avendo all'interno del progetto un settore commerciale che lo gestisce Mitica e poi il consumatore, il cliente finale che è per noi Coop 3.0, ci permette in tre di mettere insieme una quantità di prodotto tale da garantire almeno un paio di mesi di fornitura con una buona gestione del post raccolta, quindi i trattamenti che devono essere fatti per garantire la qualità, le certificazioni e la catena del freddo, che è fondamentale, importantissima. Quindi tutto questo fa parte del progetto marrone dell'Appennino emiliano. Il discorso invece dell'aumento delle superfici è un progetto anche quello che è già partito e sta già dando dei primi risultati e che è sviluppato molto bene all'interno del piano castanicolo regionale. Questa è una cosa importantissima che per adesso è patrimonio degli addetti ai lavori, ma sarebbe giusto parlarne molto di più. E nasce da un lungo lavoro che è durato 3 anni, che abbiamo fatto insieme alla Regione Emilia-Romagna, che ha fatto partire con l'assessore Mammi il tavolo castanicolo regionale. Abbiamo analizzato non solamente noi, ma con il contributo dell'università, insomma di tanti attori, come si dice, stakeholder. Certo. Cevoli sarebbe contentissimo di dire così. Gli stakeholder di questo progetto hanno iniziato una serie di attività che hanno già portato a dei contributi importanti anche in termini finanziari da parte della Regione, con dei bandi ad hoc Specifici. Uno sguardo a quelli che sono i parassiti. Noi abbiamo per alcuni anni, il settore era in fibrillazione perché c'era un parassita che poi pare il cinipide, che pare sia stato debellato da questo antagonista, la vespa cinese. A che punto siamo? Abbiamo risolto i problemi o ancora ci sono delle focolai sul territorio? Il problema, questo nuovo insetto che è arrivato da noi nel 2008-2009 ha azzerato la produzione per alcuni anni, fino al 2014, l'altro anno peggiore, 2013-2014. Dopodiché l'introduzione di questo parassitoide che si chiama Torimus sinensis, che è l'antagonista naturale di questo cinipide, la cosiddetta vespa cinese, è riuscito a raggiungere in breve tempo, devo dire, ci abbiamo messo 2 o 3 anni, un equilibrio naturale, che era l'obiettivo, per cui la vespa cinese è scomparsa nel 95% del territorio. È rimasta qualche macchia qua e là, per conformazioni geografiche, per cui ci sono dei valloni stretti chiusi dove non si espande il parassitoide, ma è sotto controllo sicuramente. Molto bene il risultato in Emilia-Romagna, un po' meno ad esempio in Campania, dove stanno ancora tribolando, e ancora
sono in alto mare, ad esempio nella penisola iberica, dove in Spagna hanno ancora dei grossi problemi di cinipide. Quindi allora, diciamo che il castagno come il marrone, trattamenti non ci sono, è un prodotto No, assolutamente no. biologico, quindi insomma da questo Come punto dico di io, vista, è biologico non per definizione, sì, ma per natura. ma in per sostanza. natura. Esatto. Allora, un'ultima domanda, Pansacchi, è prematuro anticipare come sarà l'annata castanicola, Sì, in previsione del fatto che è stata un'annata piovosa, quindi è molto diciamo che prematuro, molto prematuro. L'anno scorso è stato un anno eccezionale, purtroppo danneggiato nell'ultima settimana dal riscaldamento improvviso, siamo tornati a 20 gradi, quindi c'è stata una degenerazione del prodotto a causa di alcuni funghi. La regola vuole nel nostro settore che ci sia ciclicamente un anno buono e un anno scarso, un anno buono e un anno l'anno scarso. di scarica, no? Come si suol Però dire. rispetto a qualche anno fa le superfici sono aumentate, per cui diciamo così, i picchi in alto e in basso sono più controllati, perché la quantità disponibile, la quantità prodotta lentamente sta crescendo. Quindi il bosco inteso come il castagneto Sì. viene gestito, c'è anche qualche piantumazione Ci sono nuova da questo punto. recuperi, perché noi nell'84 avevamo 12.000 ettari in regione di castagneti da frutto coltivati, oggi ne abbiamo 2.400. Quindi abbiamo Ma ancora quelli tanto. abbandonati non sono morti tutti, allora c'è questa operazione in atto di recupero. Alcuni sono persi per sempre, ma altri sono Qualcuno recuperabili si può recuperare. e lì è il modo migliore per aumentare le quantità, perché un castagneto in abbandono curato riparte immediatamente, non devi partire da zero piantumando degli impianti nuovi in sostanza. Molto bene, grazie a Pansacchi, Grazie a presidente voi. del Consorzio Castagnicoltori dell'Appennino Bolognese. Noi ci fermiamo per un paio di minuti e ritorniamo in diretta qua tra un po' da Macfrut. La produzione di cedri del nostro territorio, il nostro intendo il territorio nazionale, parliamo di questo perché questo frutto è una nicchia di mercato, una nicchia produttiva ma molto interessante e anche un simbolo religioso. Ne parliamo con Francesco Annuzzi, che è il vicepresidente del Consorzio Europeo Cedro del Mediterraneo. Allora, buongiorno Annuzzi, allora questi sono cedri molto importanti perché c'è dietro innanzitutto un'associazione che raggruppa quanti soci produttori di questo prodotto? Oltre 50 produttori. Che complessivamente quanto sviluppano in termini di volumi, che cosa vuol dire? Allora, noi produciamo in tutto sui 5.000 quintali all'anno. Questo ci permette di soddisfare soprattutto il mercato dei rabbini ebraici, ma in più l'industria per la canditura, perché il cedro entra nell'alta pasticceria, come i panettoni, le colombe pasquale, panettone, e soprattutto si ottiene un prodotto che si fa col cedro candito, il cioccolato fondente, che è una specialità italiana, diciamo, adesso una volta era solo calabrese. Allora, io ho detto prima, lei accennava prima al fatto che è un simbolo religioso, quindi ci sono i rabbini che vengono ad acquistare il vostro prodotto, sì, perché loro lo associano ad una manifestazione particolare, religiosa. Sì. È la festa del Sukkot, in italiano sarebbe Capanna, la festa delle capanne, dove loro rievocano la fuga dall'Egitto, quando vivevano nel deserto, vivevano nelle capanne, e quindi una volta all'anno, per una settimana, rievocano questa tradizione, e durante la festa del Sukkot loro pregano con 4 specie, che è un mazzetto composto da palma, mirto e salice e il cedro. Ognuna di queste 4 specie ha un valore particolare, è un simbolo.
perché la palma è bella ma non è profumata, il mirto non è molto bello ma è profumatissimo, poi c'è il salice che simboleggia anche le cose di poco conto, non è né bello né profumato, però comunque esiste, al mondo ci sono anche cose. E poi c'è il cedro che li raggruppa tutti ed è il simbolo del cuore. E quindi ha un significato molto importante. Molto importante. Quindi, allora, abbiamo detto che è una nicchia. Complessivamente il vostro consorzio quanti ettari di superficie rappresenta di produzione? Circa 200 ettari. 200 ettari. È una pianta molto produttiva. Quando è in età adulta, sì, quanti chili produce? per Produce pianta? circa 100 kg di cedro in media, naturalmente ne abbiamo anche da 150 kg, però la media è quella. è quella. Sì. È Non molto- è molto grande. Quanto è alta la media di Allora, la mediamente? pianta di cedro, se fosse lasciata libera, sarebbe come un limone, ma in realtà noi la dobbiamo tenere bassa perché d'inverno va coperta contro le intemperie, per il vento, per la grandine, e quindi la teniamo massima a 1,80 m, 2 metri di altezza. Questo per evitare, diciamo, le gelate. Sì, cioè, Quindi in che area della Calabria voi siete collocati? noi siamo nella Riviera dei Cedri, che va dall'inizio della Calabria ai confini con la Basilicata per circa 50 km verso sud, che va da Praia fino a Paola. E quindi voi raggruppate questi produttori. È impegnativo produrre il cedro? È molto impegnativo, è un prodotto che richiede dedizione e soprattutto fino a poco tempo fa si lavorava a mano, tutto a mano. Essendo molto basso le piante, si zappettava a mano. I nostri genitori, i nostri nonni, zappavano a mano. Poi adesso stiamo cominciando a migliorare, facciamo i sostegni moderni, in modo che con le frese laterali Riuscite a riusciamo ad passare? andare sotto le cedriere. La vostra è una super specializzazione perché insomma lì molte famiglie hanno iniziato, compresa la sua, a Sì. produrre cedro anni addietro. Sì, io ricordo che mio nonno li produceva, poi mio padre ha fatto solo questo, io, escluso una breve parentesi in gioventù che sono stato un po' in giro per il mondo, dopodiché mi sono messo a coltivare i cedri e vivo con quello. Allora, c'è una parte produttiva e una parte della trasformazione che è molto importante. Come viene anche trasformato il cedro? Allora, la trasformazione è così. I produttori portano i cedri al consorzio, noi li mettiamo in delle botti di plastica, una volta erano botti di legno, adesso la legge non è più consentito, sono botti di plastica. Per una questione igienica? Per alimenti, e vengono messi in acqua e sale. Si lasciano maturare per 60 giorni, dopodiché va tagliato a metà, va tolta la mollica, che quella non va buttata quella, e l'albedo insieme alla buccia forma il candito, che noi a quel punto mandiamo all'industria della canditura, fanno il cedro candito, dopo c'è quello che va a coppe oppure a cubettini, cubetti più grandi, cubettini, che va nella pasticceria. Quindi voi non vendete il prodotto tal quale, il frutto, ma vendete il prodotto trasformato. Sì. Quindi chiudete l'intera filiera sostanzialmente. mezza trasformazione. Mezza trasformazione, sì. Abbiamo il semilavorato. Semilavorato. La canditura le fanno delle aziende specializzate, che per adesso il nostro consorzio non ha, ma che tempo addietro abbiamo avuto, solo che per l'imperizie di alcuni non è andata avanti. E quindi qual è il periodo in cui si raccoglie il cedro? Essendo come il limone, quindi è rifiorente, suppongo sia Sì, una specie è una varietà rifiorente, molto c'è un rifiorente. agrume, quindi è rifiorente. Sì, è rifiorente. Però ci sono dei periodi dell'anno particolari in cui viene raccolto? Noi cominciamo il mese di agosto per i rabbini, Ok. perché loro vogliono quello piccolino, che non deve essere più di 250-300 grammi. Dopodiché, finita la raccolta per i rabbini, a ottobre
cominciamo la raccolta per l'industria. Ma diciamo, qual è il frutto, diciamo, il momento ottimale per avere un giusto equilibrio tra profumo, sapore e anche peso? Noi diciamo sempre dal 15 ottobre al 15 novembre, Periodo migliore. il periodo migliore, perché dopo c'è tutto l'anno. Vedi, adesso siamo ad aprile, Però c'è. e c'è. Pochi, però ci sono. Qualcosa c'è. Però il periodo dove c'è la maggior parte della produzione è il periodo ottimale per la raccolta, che sono tutti verdi, perché dopo naturalmente quando il cedro comincia a diventare giallo perde di valore. Anche il profumo, magari l'essenza se ne Il va. profumo comincia a diminuire. Esclusi pochi che fanno la marmellata di cedro, la vera marmellata di cedro, allora quello lo vogliono un po' giallo perché è più dolce. È più dolce. E invece nella cosmesi viene utilizzato in Certo. profumeria anche Molto, questo? molto utilizzato. Sì, l'essenza di cedro è Il cedro particolare. ha un profumo importante, se lei prova ad odorarlo È profumatissimo è infatti. profumatissimo. Infatti il nostro cedro, a differenza di quello che viene dall'estero, che non hanno odori, addirittura le cito il cedro di Israele, l'odore non dico che è nauseante, ma quasi. Quindi non ha profumo come quello del nostro Mediterraneo, Il nostro diciamo. Mediterraneo. Va bene, abbiamo scoperto tante cose sul cedro, grazie ad Annuzzi che è vicepresidente del Consorzio Europeo Cedro Mediterraneo. Noi ci fermiamo come sempre per qualche secondo per riprendere la nostra diretta. E siamo giunti al termine di questa lunga diretta streaming che abbiamo fatto qua da Macfrut, 3 giorni dove abbiamo parlato di ortofrutta, abbiamo parlato di problematiche ma anche di tante iniziative che vengono svolte nel quadro del comparto importantissimo che è quello dell'ortofrutta nazionale ed emiliano-romagnola. Bene, noi qua chiudiamo questa diretta, vi ringraziamo per averci seguito e sicuramente l'appuntamento sarà per il prossimo anno qua a Macfrut. Avete visto che verrà anticipata, no, la manifestazione in aprile, ma comunque noi saremo sempre qua. In un contesto come quello di Macfrut, come non parlare di mercati ortofrutticoli, quindi sempre in diretta, e per parlare di questo argomento sono in compagnia di Alessandro Giunchi, che è amministratore delegato del mercato ortofrutticolo di Cesena, uno dei principali mercati a livello emiliano-romagnolo, assieme a Rimini, assieme a Bologna, ma anche Parma, dove viene alienata l'ortofrutta 365 giorni l'anno. Allora Alessandro, parliamo invece della realtà che tu dirigi. Cesena è un mercato importante perché comunque è un bacino produttivo altrettanto importante. Che cosa afferisce e quali sono, diciamo, chi conferisce o chi aliena i prodotti in questo mercato? Il mercato di Cesena, che effettivamente era un mercato di riferimento qualche decennio fa, perché è stato come un mercato produttivo, si è Abbiamo un problema tecnico, ma il bello della diretta è questo qua, quindi un attimo solo che vediamo di risolverlo in diretta. Arriva? Bene. Dicevo, è un mercato che Prendiamo l'interruzione, ma sono gli inconvenienti della diretta. dicevo, è un mercato che poi si è evoluto come tutti i mercati, avendo la sua parte di concessionari, quindi aziende di commercio di ortofrutta, ne abbiamo 13 all'interno, e una parte anche di produttori agricoli del territorio, dal 150 a 200 in funzione delle annate, delle produzioni, quello che è. Quindi diciamo che nel mercato di Cesena vengono principalmente, i concessionari comprano e rivendono merci che può provenire da tutta Italia, ma anche dalla Spagna, dalle zone produttive. Mentre invece la nostra forza, che è anche un po' il fiore all'occhiello, sono i produttori locali che giornalmente portano la loro merce al mercato
e quindi gli acquirenti che vengono possono trovare, come esempio in questo periodo, tutte le primizie, fava, piselli, fragole in serra e via dicendo, e sono tutti clienti che generalmente hanno botteghe specializzate, servono l'oreca oppure piccole distribuzioni, insomma supermercati che hanno fatto però della parte dell'ortofrutta il fiore all'occhiello. Quindi questo è molto importante, quindi l'importanza del mercato non è scemata negli anni, magari sono aumentati o diminuiti i produttori che conferiscono al mercato, perché poi comunque c'è il produttore che porta al mercato e normalmente è una realtà particolare, poi c'è invece chi conferisce, il grande gruppo che poi lavora questa frutta, no? Quindi lì il prodotto arriva già pronto per la vendita. No, diciamo che anche questo cambiamento che c'è in agricoltura, e lo vediamo tutti i giorni, si riflette anche sul mercato, cioè i produttori che venivano al mercato una volta era la classica azienda contadina, famiglia contadina che produceva in casa, aziende medio-piccola taglia molto specializzate. Oggi cosa abbiamo? Abbiamo una doppia faccia. Una è l'azienda che si è anche non piccola, che però si è specializzata alla vendita nel mercato, quindi aziende che hanno fatto della qualità il loro punto di riferimento, perché noi abbiamo un motto, lo dicevo anche prima, che dice questo: la qualità ormai si trova ovunque, ma l'eccellenza la trovi solo dentro ai mercati. E appunto queste aziende hanno fatto proprio un discorso di eccellenza, cioè fanno un diradamento molto più importante, fanno una raccolta molto più verso al punto di maturazione, anche perché i tempi di sosta sono molto veloci, cioè uno arriva con la produzione al mattino e già consegna, conferisce, insomma vende il prodotto in giornata, arriva al consumo nel giro magari delle 24 ore. E questo qui ha consentito appunto di specializzare queste aziende, quindi aziende anche che possono avere 15 o 20 ettari di frutteto, che però magari l'hanno molto differenziato sulle varietà, molto differenziato sul periodo produttivo, quindi partono magari da maggio e arrivano fino a novembre e finiscono con i kiwi e con i cachi. Magari partono con le fragole, difficilmente chi fa kiwi non fa fragole, però ecco, in casi estremi abbiamo chi fa qualche ortaggio di primizia e poi arriviamo fino al caco magari o al kiwi a fine ciclo. Siamo molto forti con gli ortaggi perché comunque siamo molto vicini ad aree produttive in cui l'ortaggio viene molto bene, sta ritornando un po' anche la fragola che era quasi scomparsa e in mercato si vendeva solo candonga, invece adesso sta ritornando anche la fragola locale, che anche questo è un fiore all'occhiello perché la fragola di Cesena era un punto di riferimento, lo sappiamo. Nata a Cesena, esatto. Poi dopo ha perso un po' questo primato, esatto. Però diciamo che ancora c'è un ritorno. Quando iniziano le nostre fragole, diciamo, la candonga viene subito messa un po' da parte perché c'è questa ricerca del prodotto. Come avviene la formazione del prezzo all'interno di un mercato ortofrutticolo? Perché ci sono meccanismi un po', certo c'è la domanda e l'offerta, però ci sarà qualche parametro da prendere in considerazione per quando avviene la formazione del prezzo? Sai che il mercato invece è proprio un punto di generazione del prezzo. Noi a volte facciamo anche da riferimento alla borsa merci per i prezzi dell'ortofrutta. Infatti noi creiamo dei listini e poi li spediamo che fanno anche fede per magari il commercio e la grande distribuzione. Siete un punto di riferimento? Su questo qui sì, nel senso che la formazione del prezzo come avviene? Chiaramente domanda e offerta, certo. Ormai c'è un rumor o un sentiment di quel tipo di prodotto e di quel particolare momento e si parte. Prodotto, prezzo alto e viceversa. Esatto, però ci sono anche momenti in cui dentro al mercato puoi arrivare a dei prezzi che sono molto lontani magari da quelli che si realizzano nella classica filiera ortofrutticola. Quindi noi ad esempio quando riusciamo a fornire il prodotto molto fresco, quindi in giornata, a delle aziende, alcuni produttori possono portare a casa dei prezzi che sono vicini al prezzo di realizzo in supermercato. Quindi c'è chiaramente sempre, però diciamo che anche nella normalità il ricarico che c'è è il ricarico di gestione dei commercianti, certo. Quello che è. Quindi in questo caso qui sì, però avendo una gamma molto ampia e avendo tante tipologie di prodotto, quando si apre il mercato la mattina e si comincia a vedere come girano le cose, ecco che allora lì si sa che quella settimana lì la zucchina costerà sopra €1
Ma ci sono condizionamenti esterni, oppure il commerciante o il produttore che condiziona un po'? Noi siamo molto condizionati dagli andamenti stagionali, ma anche dalle economie locali, come mercati. Cioè noi la Riviera, cioè il funzionamento meno del turismo della Riviera influisce tantissimo su quello che succede in mercato. Poi è vero che c'è anche un effetto a caduta, perché Fondi, che è il mercato della produzione più grande d'Italia, quello determina un punto di partenza iniziale, diciamo così, perché poi tutti i commercianti si riforniscono magari in questi grandi punti di riferimento, grandi mercati, Fondi, Vittoria, insomma i grossi mercati del sud, del centro, e quindi quello lì ti dà un punto di partenza. È chiaro che se a Fondi compri bene, poi vendi bene anche qua, se a Fondi sale, sei costretto a salire anche poi da noi. Ecco, questi qui sono dei momenti in cui... Sono dei vasi comunicanti da questo punto di vista. Oppure la Riviera va tantissimo, tutto il mercato della frutta va male, ma il mercato va bene perché magari riesce a smerciare, perché quelli della Riviera comprano in mercato, tantissimo. Certo. Invece per quel che riguarda ad esempio il consumatore, diciamo, finale, che magari ha voglia di fare un salto al mercato, esiste ancora questa consuetudine di fare un salto al mercato e magari comprare la cassetta di frutta, visto che lì comunque si va a colli sostanzialmente? C'è questa diciamo che sì, c'è questa consuetudine, non è così estesa, magari alcuni mercati hanno dei regolamenti o comunque hanno creato dei momenti specifici per dare queste possibilità, perché poi il commerciante vede sempre di cattivo occhio il B2C, vuole sempre il B2B. Quindi, certo. Però da noi ad esempio dopo le 7:30, cioè quando ormai tutta la parte di mercato è finita, e se un cliente entra può entrare e può acquistare una cassetta o il sabato mattina ad esempio. E lo fa tranquillamente. Senza problemi. Ecco. Ma a che ora si inizia? A che ora iniziano le contrattazioni in mercato? Le contrattazioni iniziano dalle 5 alle 5:30 in funzione delle giornate. Il lunedì, che sono giorni più intensi, partono alle 5, gli altri giorni alle 5:30. Però diciamo che alle 2:30 c'è gente che sistema la merce. È già lì pronta, il sistema che comincia ad andare, gli agricoltori 4. Ci sono trattative estenuanti tra commercianti, oppure uno arriva, quello è il prezzo e si va con quel prezzo? No, le trattative estenuanti però ci sono diciamo così delle pre-trattative, cioè c'è sempre prima dell'arrivo la telefonata, adesso va tantissimo WhatsApp. Questo qui è anche una cosa, infatti i mercati oggi sono un modello diciamo che è vecchio, bisogna essere anche un po' sinceri. Questo modello va un po' svecchiato e va un po', anche perché se vogliamo avere delle prospettive per il futuro abbiamo bisogno di svecchiare i modelli. Un modo di vendere ad esempio mostrando la merce tramite le foto e poi indicando sullo stato di WhatsApp tutti i prodotti che hai, il cliente sa già la mattina quello che trova e quindi arriva magari ti fa l'ordine direttamente su WhatsApp. Questa è una cosa... I social hanno anche lì condizionato le trattative nei mercati ortofrutticoli, quindi c'è un mondo anche qui in evoluzione. Tra l'altro noi adesso abbiamo vinto un bando PNRR da 6 milioni a fondo perduto che inizieremo i lavori a giugno, dove andremo a rivedere tutta la struttura, non struttura pronta del mercato, ma andremo a climatizzare tutto il mercato, quindi la galleria sarà completamente chiusa e climatizzata, quindi chi viene a lavorare lavorerà sempre a temperature congrue, non come magari d'estate che si arriva a 30 gradi, d'inverno magari a 0 gradi. Quindi avremo anche la merce che uscirà, entrerà dai frigo senza troppi shock termici. Tutto questo sarà fatto a impatto zero sull'ambiente, con fotovoltaico, batterie e via dicendo. In più abbiamo un gruppo di 6.000 metri quadri di celle frigo che gestiremo tutto in sistema diciamo 4.0 o 5.0, anche lì fotovoltaico, è un sistema a basso impatto senza ammoniaco come c'era una volta. E questo qui è un grosso passo avanti, però dall'altra parte anche i nostri concessionari devono in qualche modo anche loro fare un passo avanti, guardare un po' più avanti, e quello che secondo me è importante è rivedere questi orari, perché oggi quello che ammazza il mercato sono i costi e il non trovare la manodopera, andare a lavorare alle 2 di notte, alle 3 di notte, queste cose qui. Se noi riusciamo a fare come ha fatto Roma, che va bene, è una città, è una metropoli, via dicendo, però se noi riusciamo a fare in Emilia Romagna, visto che siamo molto uniti, siamo anche aggregati come rete Emilia Romagna Mercati, se noi riusciamo a fare questo cambiamento verso l'orario, facendo un orario diurno, servendo con la logistica e dando servizi ai nostri clienti,
secondo me noi potremmo fare veramente il salto di qualità e saremmo, come spesso è l'Emilia Romagna, l'esempio per tutte le altre regioni. Anche perché Esatto. voi come sistema mercati fate gruppo. Sì, quindi noi facciamo fate gruppo, andiamo all'estero, abbiamo un progetto con la regione di internazionalizzazione per i nostri commercianti, abbiamo anche un progetto molto interessante sullo spreco alimentare. La regione ha deputato con una legge regionale che i mercati ortofrutticoli sono le basi logistiche per la distribuzione dei ritiri OCM dal mercato, quindi noi praticamente tramite le associazioni di volontariato convogliamo i ritiri OCM dal mercato e poi li distribuiamo alle povertà. Beh, insomma, un bel progetto. Un bel progetto. Dai. Quindi, insomma, abbiamo imparato qualcosina in più rispetto a quello che è il meccanismo, insomma, non dico complicato, però, Sì, però diciamo, vanno vissuti i mercati per essere capiti. Bene, grazie Alessandro Grazie. Giunchi, noi ci fermiamo per qualche minuto per riprendere sempre in diretta qua da Macfrut. E siamo giunti al termine di questa lunga diretta streaming che abbiamo fatto qua da Macfrut, 3 giorni dove abbiamo parlato di ortofrutta, abbiamo parlato di problematiche, ma anche di tante iniziative che vengono svolte nel quadro del comparto importantissimo che è quello dell'ortofrutta nazionale ed emiliano-romagnola. Bene, noi qua chiudiamo questa diretta, vi ringraziamo per averci seguito e sicuramente l'appuntamento sarà per il prossimo anno qua a Macfrut. Avete visto che verrà anticipata, no, la manifestazione in aprile, ma comunque noi saremo sempre qua.